genti mi scesero sin qui, molti secoli or son, sconfitti da Carlo il Grande un dì, mi abbandonarono. Molti inverni giunsero, ma sempre vegliai radici in profondità, erami al cielo. I am the witch of the Dolomites, l'eredità di antiche nobiltà, and I will keep the whisper of the Dolomites, lealtà e saggezza di un tempo arcaico interconnesso a noi. Eccoci qua! Questa era The Witch of the Dolomites, ultimo singolo, anzi penultimo singolo dei Sirgaus, uscito più o meno un mesetto fa, e qui siamo con... piccola sistemazione del microfono. Qui siamo con niente poco di meno che Sonia Dacol, ospite oggi della puntata di Dolomiti Music Forge, musica, territorio e cultura. Ciao Sonia. Ciao a tutti. Ecco. E la storia mia e di Sonia, ecco, voi sapete che Sonia è una mia collaboratrice da diversi anni, oltre a questo naturalmente anche mia moglie. Collaboratrice domestica. Ma va là. È cominciata nel lontano 2008, quando io stavo scrivendo la mia seconda opera teatrale, Celtic Talk si chiamava, non è mai stata pubblicata, peccato perché era un lavoro molto molto bello, e stavo cercando delle parti, in particolare una parte femminile molto importante. Avevo già provato a chiedere a Sonia se avrebbe voluto far parte di una mia opera un anno prima, però l'anno prima aveva declinato e poi nel 2008 ha deciso di accettare. Te lo ricordi? Sì, l'anno prima ero molto immersa nei miei generi che al tempo preferivo e che facevo con varie band del Cadore, che erano grunge e punk. Musica quindi, grintosa. Sì. e cantavo e insomma, nonostante io non avessi mai sentito tante cose di musical, era una cosa che non mi stimolava, ma proprio per sentito dire più che altro, non perché effettivamente avessi ascoltato qualcosa e non mi fosse piaciuto. E quindi così un pochino a scatola chiusa avevo declinato perché ero un po' così e poi niente, sono passati dei mesi così, sono cambiate tante cose, mi stavo un pochino annoiando di questi due generi che prediligevo prima, quindi grunge e punk, perché diciamocelo è sempre quella, e quindi senza niente, voler offendere no, tanti appassionati del genere, assolutamente sono i miei due generi del cuore, quindi nessunissima offesa perché offenderei me stessa per prima, quindi però cercavo qualcosa di nuovo, ecco, e insomma mi stavo avvicinando al metal, al blues anche, che mi piace molto, e ho provato anche ad ascoltare 2 o 3 cose di musical, per esempio Il Fantasma dell'Opera, che io nonostante anche i sassi lo conoscano, io invece non avevo mai sentito nessuna canzone di quel musical, e mi è piaciuto proprio tantissimo. Oltre a questo avevo provato anche con degli amici così a fare un po' a provare a fare l'attrice, diciamo, e avevo notato che mi riusciva abbastanza bene, quindi questo più quello mi ha fatto decidere insomma di
di dire di sì. Sì, e ci siamo conosciuti, non so se te lo ricordi, su un sito internet che si chiamava Rock Belluno. Ecco, parliamo di un tempo diverso rispetto ad oggi. Chi ha più o meno la nostra età sicuramente se lo ricorderà. Non c'era Facebook, o forse c'era Facebook in quegli anni, però era meno utilizzato. Sì. C'erano altre possibilità per conoscersi attraverso internet, una molto gettonata si chiamava MySpace, una realtà che probabilmente, presumo, adesso non esista Forse più, no. dove ci si poteva iscrivere con un profilo normale oppure un profilo artistico, un profilo di musicista. E poi c'erano i forum. I forum erano dei siti internet all'interno delle quali si poteva discutere comunque in una forma comunicativa, messaggistica, e praticamente permettevano a tanti utenti di unirsi insieme attorno ad un tema. C'era sempre un tema nei forum, c'erano i forum di cinema, quelli... Il topic. Esatto, c'erano quelli di musica, come per esempio era Rock Belluno, che era un forum che andava ad unire i musicisti bellunesi tutti quanti attorno ad un tavolo, ed era molto frequentato. Era bellissimo. Sì, era molto bello. Saluto fra le altre cose il buon Giovanni Derks, che è stato l'autore, E Silvia. e Silvia, la sua amorosa. Oggi vivono a Londra tutti e due. Lui era stato l'autore di questo forum che aveva creato un bel collettivo, un ambiente conviviale che poi non finiva solo sulla connessione internet, ma stimolava tutta una serie di eventi, quindi anche incontri che poi abbiamo fatto, e anche delle altre attività come concerti e cose di questo tipo qui. Ecco, io e Sonia ci siamo conosciuti su questo sito, ci siamo scambiati dei messaggi, io ho mandato un mio annuncio per vedere se lei era interessata a collaborare con me, e ad un certo punto è cominciata questa piccola avventura fra di noi, avventura che poi ha avuto un risvolto inaspettato, Romantico. quantomeno per me all'inizio. Però è stato un risvolto, diciamo, decisamente inaspettato. Da lì sono passati diversi anni e il nostro filo conduttore, oltre naturalmente alla nostra relazione che nel tempo è progredita, portando ad avere anche 2 bellissimi figli meravigliosi, Bellissimi. Diego e Michele, ha comunque sempre avuto questa componente musicale. La musica ha sempre attraversato un po' la nostra vita. Ci sono degli episodi in particolare che ti sono piaciuti? Sì, 2 in particolare mi sono molto piaciuti. Allora, innanzitutto, entrambi sono del nostro musical L'amore, l'ardore e l'alviano. Abbiamo fatto diverse date con questo spettacolo. Le 2 che mi sono piaciute di più sono la prima, mi pare che era la prima, quella che abbiamo fatto a Cibiana. Sì, era la prima. Ecco, quella la porto proprio nel cuore perché avevano allestito proprio una piazzetta che secondo me è proprio la piazzetta più bella, diciamo. L'avevano allestita proprio in tema medievale, più o meno, e era proprio tutta una giornata a tema, e poi la sera noi facevamo questo spettacolo. È stato proprio bello. A un certo punto c'era una canzone dove dovevamo camminare tra la gente, avevo una lanterna, mi ricordo, era veramente stupendo, è stato proprio bello, proprio tutta l'atmosfera. Oltretutto è proprio una piazza, proprio in centro storico, e quindi non c'è nessuna struttura moderna o che richiami, insomma, modernità di alcun genere, e quindi era proprio un'immersione completa. Sì. Ha anche una valenza molto importante quella piazza, perché nel 1508 nella è notte, proprio lì esatto, che l'alviano è passato, insomma, quindi alla vigilia della battaglia di Russecco. esatto, quindi era proprio la cosa giusta al momento giusto, diciamo, e nel posto giusto. E la seconda è stata appunto quando delle persone della Proloco di Alviano, che poi sono diventati nostri grandi amici e che saluto calorosamente, Claudio, Carla e Ciro, Elisa e tutti,
Ciao ragazzi. Ciao. Ci hanno contattato appunto per fare una specie di gemellaggio e comunque portare questo nostro spettacolo anche lì, proprio nel castello di questo Bartolomeo d'Alviano di cui noi raccontavamo le gesta. E è stato bellissimo, perché abbiamo fatto proprio nel chiostro, Nel chiostro, come si chiama, sì, ecco, sì. di questo castello, e è stato proprio bello. Oltretutto nello spettacolo cantava anche nostro figlio più grande, Diego. e è venuto con noi, e quindi è stata proprio una bella cosa, sia creativa per noi, per me e Mattia come coppia, perché comunque la nostra coppia è incentrata un pochino sulla musica, ci siamo trovati per quello e cavalchiamo sull'onda della vita a cavallo della musica, diciamo. Però è stata anche una cosa bella a livello familiare, perché è stata una specie di mini vacanza anche coi ragazzi, è stato molto bello. Un mini tour. Certo. Esatto, un mini tour. Un tour in famiglia. Esatto. Non abbiamo mai fatto un tour vero e proprio, diciamo, facendo date giornaliere in giro per l'Italia, però abbiamo avuto la possibilità di suonare un po' qui, un po' là per l'Italia, e questo sicuramente è motivo per noi di grande soddisfazione. Il castello dove abbiamo suonato, peraltro, era stato proprio progettato e quindi costruito da Bartolomeo d'Alviano stesso, che oltre che essere un grande generale, è stato generale delle Serenissime Repubbliche di San Marco, degli eserciti delle Serenissime, è stato anche un architetto militare che ha costruito fortificazioni da battaglia e anche fortificazioni per difendere abitati, come il bellissimo borgo di Alviano, che noi a questo punto vi suggeriamo di andare a visitare. È sulla Valle del Tevere, nella bassissima Umbria, non tanto distante da Roma, e merita sicuramente una visita perché è un posto incantevole e ricco di storia. Bene, andiamo avanti allora con la nostra storia. C'è stata tanta musica, c'è stata anche tanta pazienza, perché naturalmente noi siamo una coppia e quindi Sonia ha dovuto anche portare un po' di pazienza nei confronti di questo artista. Voi lo sapete a Cibiana cosa significa la parola artista? Si dice di solito di uno che è un po' matto. Quindi Sonia ha dovuto portare tanta pazienza, abbiamo avuto anche delle difficoltà nella nostra vita, però siamo stati anche fortunati perché abbiamo avuto la forza di affrontarle sempre insieme e di uscirne praticamente sempre vincitori. Un altro episodio che mi piacerebbe che raccontassimo è quello legato all'ultimo musical che abbiamo portato dal vivo, che anche lì è stata un'esperienza molto bella. Era un musical che abbiamo ricevuto su incarico da parte di un gruppo di ragazzi di Vittorio Veneto che dovevano realizzare qualcosa per onorare la santa patrona di Serravalle di Vittorio Veneto, che è Sant'Augusta di Serravalle, e qui abbiamo collaborato con due ragazzi straordinari che salutiamo anche loro, Matteo ed Elena, sono veramente fantastici, in un episodio che è stato secondo me anche molto ricco e molto stimolante, che ha visto la collaborazione di un altro membro della nostra famiglia. Certo, nostro figlio più piccolo questa volta, adesso il più grande ovviamente è troppo grande a detta sua per continuare questo lignaggio familiare, e quindi abbiamo carpito nostro figlio più piccolo, che invece lui è molto entusiasta, a lui piace molto e è molto anche portato secondo me, e quindi ecco, è una giovane promessa, ecco, e è stato veramente una bella esperienza anche quella, anche perché comunque vedeva più musicisti, mentre per quanto riguardava l'Alviano, per esempio, avevamo solo un ospite no? Che era Matteo Brustoloni, giusto, con cui tu collabori anche mitico con i Maciac. Grande Matteo. Ciao Matteo. Invece per Sant'Augusta avevamo proprio più personalità musicali. E è stata una bella avventura anche quella, l'abbiamo fatta proprio nella struttura di questi due ragazzi, di Elena e Matteo, che si chiama MEM, forse? Sì, la loro associazione si chiama Ecco. MEM, la struttura è la nuova laneria, era Certo. un'ex laneria oggi dismessa, che è diventata un bellissimo spazio sia sportivo Creativo, che artistico. certo. Esatto. Molto bello.
e c'era parecchia gente, è stato proprio molto bello, molto stimolante, bello. Bene, avanti sì. con la musica. E poi naturalmente credo che sia giusto anche parlare forse dell'episodio che nel bene e nel male è stato forse l'episodio che ci ha resi un pochettino più celebri nel mondo, poco nelle realtà locali, ma si sa, nemo profetto in patria purtroppo. Questa è un po' una frecciatina, ma vabbè, ogni tanto per me concedetemelo. Comunque c'è stato sicuramente un episodio che ci ha visti sulla cresta dell'onda. Se ti ricordi bene era il 2015 e una band, la band symphonic metal probabilmente più famosa al mondo, che sono i Nightwish, aveva presentato un concorso a cui tu non volevi partecipare, a cui io non volevo partecipare perché a mio marito non piace fare cover. Ovviamente essendo compositore dice: perché devo fare cover di altri gruppi, se posso scrivere io. Mi piace un pochettino, mi stimola un pochettino di meno, però in realtà quando è ora di farle le si fa volentieri. L'importante è sempre che siano personalizzate. Che siano fatte con il nostro stile. Comunque questo concorso era aperto a chi voleva proporsi per fare una cover. Sonia è venuta da me e mi ha fatto questa proposta. Mi ha detto: con le tue capacità compositive secondo me sicuramente vinciamo. Io ero dubbioso, allora le ho a mia volta fatto una proposta, te la ricordi? Che io all'inizio reputai una cavolata, per non essere scurrile, perché oggi mi ha fatto promettere che non lo sarei stata. Assolutamente mai Ecco. Su programmi pubblici. Esatto, e quindi mi ha fatto questa proposta di farla metà in italiano e metà in dialetto di Sibiana, che è la mia lingua e io adoro. Pom pom pom. Ecco, esatto. È la mia lingua, io la adoro assolutamente e sono una grande conoscitrice di questa lingua, però insomma in una canzone non sembrava il massimo. Non sembrava. No. Poi è successo che ti ho fatto la proposta del testo in dialetto, del ritornello proposto in dialetto, e lì un po' l'atmosfera è cambiata. Sì. E ecco, e quindi praticamente l'abbiamo fatto così e si è rivelata una scelta assolutamente azzeccata e vincente, perché effettivamente abbiamo vinto. Esatto. È stato bello, abbiamo fatto un video con le conoscenze di videomaking che avevamo al tempo, quindi è un video, se un po' scarsettine, se per caso andate a vederlo, un po' amatoriali. State tranquilli che nel frattempo siamo migliorati perché era veramente tremendo. Però insomma si è rivelato vincente secondo me anche, e ci è stato detto da Tuomas Holopainen, esatto, grande compositore e leader dei Nightwish, che ha apprezzato anche Thomas. Appunto la semplicità di questo di tutto il making of, nel senso del video, ha apprezzato l'autenticità, esatto, il video, la lingua e alla fine di questa canzone praticamente c'era una scena dove tu bevevi della grappa, sì. No? E lui ha apprezzato tantissimo anche questa cosa, tanto che gli abbiamo portato la grappa quando abbiamo fatto il meet and greet. Ci hanno invitato a Bologna, era vero? A Bologna. Ecco, abbiamo fatto un meet and greet dove abbiamo conosciuto tutti i membri della band, che sono stati veramente squisiti tutti quanti, e gli avevo fatto la grappa. È una mia grande passione cucinare, fare le grappe fatte in casa. Penso che l'abbiano buttata via perché magari non mi conoscono. Sicuramente era piaciuta tantissimo, però l'idea l'hanno odorata tutti, l'hanno sì. tutti quanti un pochettino annusata e sembrava che avesse colpito. Questo è un messaggio molto importante, nel senso, sì, è vero, la musica talvolta ci può permettere di viaggiare con la fantasia, quindi di andare in posti lontani, anche se vogliamo di sognare, di essere qualcuno, di essere un pirata, un condottiero. Quante band ci sono che oggi fanno cosplay, si vestono da soldati, fantasy, da elfi, e sono meravigliose, sono veramente belle. Però parallelamente la musica può essere anche una situazione all'interno del quale un artista mette dentro ciò che è autentico dentro se stesso, la sua verità. La proposta che io avevo fatto a Sonia, proprio di fare il brano in dialetto di Cibiana, sottointendeva l'idea di avere
un brano che rappresentasse proprio noi stessi, una coppia di musicisti che vive in montagna a Cibiana di Cadore, nel bene e nel male, perché naturalmente il bene c'è perché il paese è meraviglioso, bellissimo, quando nevica è meraviglioso, soffiato e baciato dal vento della primavera e dell'estate, si colora di colori straordinari, quindi c'è bellezza ovunque, ma sicuramente ci sono anche delle difficoltà a livello viabilistico, siamo distanti da tanti servizi, quindi il riscaldamento è molto costoso. Quindi nel bene e nel male noi abbiamo inserito un pochettino quella che era la parte più autentica di una coppia che viveva in montagna facendo musica, provandoci quantomeno. Ed è stata un'esperienza molto positiva, anche Thomas certo. ci ha riempito di tanti complimenti e di lì abbiamo anche acquisito una certa sicurezza in noi stessi, nel senso che a quel punto ci siamo resi conto che forse potevamo ambire anche a fare qualcosina di più. E infatti noi abbiamo un po' questa particolarità, sia io, ma soprattutto anche la nostra bellissima Sonia. La particolarità è quella di, se vogliamo, non arrendersi mai. Questo credo che sia una testimonianza che può portare qualsiasi persona che fa delle esperienze nella propria vita dal punto di vista creativo. Si cade più volte delle volte che si arriva al successo. Tante volte veramente siamo nella condizione in cui dobbiamo fare veramente tanti tentativi per cercare di raggiungere un obiettivo che noi abbiamo. E Sonia è fatta così. Sonia ha provato tante cose. Il coro, è andata al coro Rualan della bravissima Paola, ha fatto una lezione, era lanciatissima e dalla lezione dopo non si era più sentita di andare. Però fra tanti di questi tentativi che lei ha fatto ce n'è stato uno che ha avuto, secondo me, un notevole successo. Non porta il suo nome, porta un nome differente, ma questo nome è diventato molto conosciuto nel web e nel mondo del social network. Raccontaci un po'. Allora, questo nome misterioso è Le Pozioni del Bosco e è un mio piccolo progetto che è nato qualche anno fa perché io ho sempre avuto passione per la stregoneria, l'occulto e tutte queste cose, anche per ricette fatte in casa, ricette di un certo tipo. Per esempio sul web si usa la parola spignato, no? Quindi creme fatte in casa, prodotti per il corpo, sciroppi per la tosse, tutte queste cose. Quindi a un certo punto ho pensato, perché non unire tutte queste cose in un calderone, appunto, per usare gergo tecnico, in un unico calderone. Quindi ho fatto questa pagina. Prima era solo una pagina Facebook e poi appunto ho cominciato a utilizzare anche Instagram, TikTok, eccetera, e piano piano ha cominciato ad avere un discreto seguito, insomma. Un seguito anche abbastanza importante, insomma, ci sono diverse decine, forse centinaia di migliaia di persone che seguono queste pagine. Circa, sì. E 22.000, beh, insomma, non sono grandi numeri, ma non sono neanche piccolini, dai. Poi piano piano ho cominciato ad aggiungerci delle cose. Per esempio ho aperto un negozio Etsy, anche sempre, che si chiama Le Pozioni del Bosco. Siccome io ho tanta passione anche dell'uncinetto, come le signore un po' più anziane, ecco, mi diverto tantissimo e quindi ho deciso di aprire questo negozietto dove appunto ci sono anche in vendita degli articoli tutti a sfondo ovviamente esoterico, quindi con il sole, la luna, le stelle, oli protettivi e quant'altro, insomma. Sì, vedo che piace, è comunque un argomento molto mainstream, quindi però c'è un filone comunque di autenticità, perché sì, assolutamente, certo. Anche insomma le ricette dello spignato di cui vi parlavo prima sono comunque tutte fatte con quasi tutte, insomma, fatte con le erbe che io trovo qui a Cibiana. Si narra che mi raccontava mia nonna, insomma,
che tantissimi anni fa un frate era di passaggio qui a Cibiana e passeggiando appunto con una signora ultracentenaria di questo luogo le diceva ecco perché tutti voi o comunque tanti di voi sono così longevi, perché qui a Cibiana avete tutte le erbe di cui un corpo ha bisogno per rimanere sano. E ecco, ho questo ricordo di questa nonna che beveva 2 volte al giorno la tisana di ortica, perché mi diceva, testuali parole, che quando il corpo è pulito le malattie non attaccano. Vecchie Ecco. usanze di un territorio che al di Ecco. là di quelle che possono essere le credenze mistiche e religiose ha avuto comunque diverse identità, essendo un territorio di confine, tra cui anche quella celtica. Ecco, ricordo sempre che i Celti non sono nati in Bretagna come molti oggi suppongono, c'è stata ovviamente un'importante componente anche lì, però i Celti sono nati in Austria, quindi poco distante da qui, su una valle meravigliosa con un lago, fra le altre cose anche molto, molto suggestivo. E quindi c'è stata un'influenza importante celtica e anche pre-celtica, quindi parliamo di popolazioni antiche, venetiche, molto importante. C'è il sito meraviglioso di Lagole che invito sempre a visitare, invito sempre la gente a fare una visita, perché è un sito sicuramente pre-romano molto molto interessante, dove ci sono questi laghetti che al tempo avevano proprio una valenza mistica, si immergevano queste ancelle, queste ragazze per cercare una connessione con l'ultraterreno, con il divino, per fare di fatto dei veri e propri rituali sacrali, ecco. È anche un sito termale con acque curative. Quindi molto molto interessante. Sulfure. Sicuramente queste cose fanno un pochettino parte della nostra identità. La stessa parola cadore viene presumibilmente da catubrigum, che è una parola di origine celtica, roccaforte di battaglia. Bene Sonia, il nostro spazio direi che può concludersi qui, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie mille. Salutiamo i nostri meravigliosi ospiti, ecco, grazie di essere stati con noi e noi ci vediamo alla prossima puntata con Dolomiti Music Forge, musica, territorio e cultura. Ciao! Ciao. Radici